Più guardiamo nel profondo della natura e più ci accorgiamo che è piena di vita. Mai cosa è stata tanto vera per il Parco dei Colli Euganei, dove si vive il territorio tra benessere, storia, arte, cultura e naturalmente grande natura. Un territorio straordinario, Riccardo, dotato di una grande biodiversità. La biodiversità è per il nostro territorio il fiore all'occhiello e possiamo notarla in tutti i suoi aspetti, non solo sotto l'aspetto florovivaistico, quindi sugli alberi, ma anche e soprattutto per il mantenimento di quelle che sono alcune specie rare ed importanti del nostro territorio. Qua ne abbiamo un esempio, questo è un bat box, è un progetto che abbiamo fatto naturalistico importantissimo, finanziato dalla Regione Veneto, e questo è un alloggio per i pipistrelli. Cosa vuol dire alloggio per i pipistrelli? Perché i pipistrelli hanno bisogno di un alloggio? Ci sono alcune specie che sono importanti nel nostro territorio e sono indice della salute del nostro territorio. Il chirottero, quindi il pipistrello, è proprio un indice della salute del nostro territorio e hanno bisogno dei posti dove rifugiarsi e poter trascorrere le ore diurne per poi fare attività durante le ore notturne. Qui ci troviamo nella zona dei Maronari, una delle zone più belle, più emozionali ed emozionanti del territorio. Sì, punto centrale dei colli. I Maronari sono dei castagni importanti, ma ce lo spiegherà poi Renato Rosa, che è il nostro tecnico forestale del Parco Colli. Allora Renato, un maronaro in fin dei conti è un castagno oppure no? Perché il riccio mi sembra uguale. Sì, è un castagno, però un castagno molto particolare perché è frutto dell'attività dell'uomo che da secoli ha coltivato questa pianta da frutto, perché si può parlare di castagneto da frutto in questa località. Questa è la testimonianza di un innesto, di questo matrimonio. Sì, qui abbiamo proprio il callo di cicatrizzazione tra il castagno selvatico e i maroni dei Colli Euganei, che è un ecotipo locale di castagne. Quanta gente richiama un posto meraviglioso come questo e tutti quanti possono arrivare qui, possono usufruire di questa meraviglia. Sì, certamente. Questo sito è uno dei più frequentati dei colli e richiama migliaia di persone durante l'anno, in tutti i periodi dell'anno, soprattutto nel periodo primaverile e anche autunnale come adesso. In questo periodo dell'anno, tra l'altro, le persone vengono ad apprezzare anche tutti i cromatismi, il foliage che sono presenti nella natura, insomma nei boschi dei Colli Euganei. Il nostro viaggio continua immersi nella quiete, nel silenzio del Monte Venda, dove troviamo Casa Marina. Ciao Marco, buongiorno. Ciao Ida, benvenuta. Grazie. Vogliamo spiegare subito ai nostri telespettatori cos'è Villa Marina e dove ci troviamo qui? Qui ci troviamo a Casa Marina. Casa Marina è il centro visita del Parco regionale dei Colli Euganei. A Casa Marina troviamo un ostello da 24 posti letto, una biblioteca tematica, un punto informazioni e ristoro, un laboratorio didattico, una sala conferenze e all'esterno un bellissimo giardino botanico. Casa Marina cosa offre? Offre intanto dei servizi didattici per le scuole fantastici, dove i ragazzi e i bambini con metodo scientifico imparano gli elementi della natura. Quindi immagina percorsi sulle api, sugli insetti, sugli alberi e il bosco. Marco, cose straordinarie si fanno qui a Casa Marina. Alle nostre spalle uno dei tanti gruppi che arrivano da tutto il mondo proprio per poter godere di questo territorio. Certo, in questo momento abbiamo proprio un gruppo che raccoglie tanti rappresentanti da vari paesi. Casa Marina è proprio un laboratorio che accoglie associazioni, gruppi, aziende che hanno bisogno di uno spazio dove poter lavorare in armonia e in sintonia. Qui accanto a me Gabriele che ti racconterà le sue esperienze. Gabriele, buongiorno, ormai un abitué. E cosa si fa qui nei Colli Euganei? Beh, un abitué perché il gruppo Banca Etica ha scelto da
tanti anni Casa Marina proprio come un punto in cui ritrovarci, fare team building, ragionare. Quanti giorni rimanete? Con cosa si va a casa? Arricchiti di cosa? Rimaniamo qua per 3 giorni e si va a casa con un'esperienza nella natura, ma anche di condivisione professionale e umana unica nel suo genere. All'interno di Casa Marina troviamo il punto informazioni, 24 stanze, 24 camere, non può mancare sicuramente il punto ristoro, l'enogastronomia è importantissima per i colli. Certo, qui da noi i produttori locali hanno possibilità di portare i loro prodotti, le marmellate, i mieli, i liquori e i vini, cosa che non deve mancare assolutamente all'interno di uno spazio così. Eccoci nel laboratorio didattico di Casa Marina, cosa succede qui? Qui analizziamo gli animali che i bambini trovano nel giardino botanico di Casa Marina. Il giardino botanico che noi andiamo subito a vedere. Collegato al laboratorio didattico abbiamo il nostro giardino botanico. E cosa troviamo? Cosa troviamo? Nel giardino botanico si trovano tutte le specie vegetali che ci sono all'interno del Parco Colli, ma non solo. Per esempio qui a fianco abbiamo riprodotta una piccola raccolta di riolite. Più a valle c'è un piccolo laghetto, una zona umida, abbiamo gli ulivi, abbiamo i vitigni. Un vero e proprio paradiso di biodiversità a cielo aperto. E ora ci spostiamo in un sito con un punto di vista geologico molto molto importante. Ci spostiamo a Teolo. Ciao Stefano. Ciao Ida, ben arrivata. Grazie. Ma la vogliamo raccontare subito la leggenda di questo castello al nostro pubblico a casa? Certo, siamo sui Colli Euganei e questa è Rocca Pendice. Rocca Pendice con sopra il castello di Speronella che trae il suo nome proprio da Speronella d'Alesmanini, una ragazza della zona, e si narra appunto una leggenda con la quale si vuole far emergere come la popolazione locale cerca di liberarla. Infatti il castello, la fortezza che era stata sopra costruita, fu acquisita dal vescovo di Padova. La diede per un certo periodo all'imperatore Federico Barbarossa, che solo dopo pochi anni la ridiede al vescovo. Ecco, nel frattempo fu imprigionata sopra questa giovane ragazza e da parte del tiranno, ma la popolazione locale, che ci teneva moltissimo, voleva liberarla e così alla fine ci riuscì. Simbolo quindi di liberazione e di una libertà comunale che stava fuoriuscendo in quel periodo. Rocca Pendice di origine vulcanica, quindi. Sì, Rocca Pendice ha queste rocce che sono rocce trachitiche che sono riuscite a tagliare le coperture che abitavano il fondale del mare, così hanno iniziato a sollevarle. Poi nel tempo, grazie agli agenti atmosferici, le rocce più tenere laterali sono andate dissolvendosi, mentre Rocca Pendice la possiamo vedere così emersa e forte, così come appare al giorno d'oggi, proprio grazie alla qualità e alla competenza delle sue rocce. Nella nostra camminata, Stefano, mi dicevi che qui le passeggiate, le camminate sono veramente belle perché in pochi metri si raggiungono diversi dislivelli. Come mai? Proprio per la conformazione dei colli che appaiono ripidi già dall'orizzonte, così proprio in pochi minuti si possono raggiungere punti suggestivi e anche molto panoramici. A Rocca Pendice in particolare questo avviene nella cresta che congiunge questo lato di Teolo fino al paesino di Castelnuovo. Ma noi, Stefano, qui dove siamo? Noi siamo partiti dal parcheggio e abbiamo risalito questo sentiero. Ora siamo sul settore settentrionale di Rocca Pendice e possiamo vedere tutti i vari itinerari che la avvolgono. Questa è la Valle delle Gombe, una vallata larga adatta anche per le mountain bike, mentre questa zona appunto per l'escursionismo. Qui sopra abbiamo Castelnuovo e abitualmente con il nostro gruppo usciamo proprio in escursione durante la settimana per vivere e conoscere il territorio dei Colli Euganei.
Alle nostre spalle Rocca Pendice al tramonto, qui nidifica il falco pellegrino. Si nidifica il falco pellegrino nella tarda primavera di solito, tant'è che per questa motivazione la parete di roccia per una parte è interdetta agli arrampicatori. Il falco pellegrino ha contribuito a rendere questo sito una zona a protezione speciale, quindi con una tutela importante inserita in rete Natura 2000. Com'è possibile vivere, Stefano, un turismo sostenibile all'interno dei Colli Euganei? Con la Carta Europea del Turismo Sostenibile che in questi anni sta lavorando proprio su questo. Ci sono diversi operatori, quali degli hotel, delle agenzie, delle cantine a realtà vitivinicole, delle guide tour operator che si impegnano con l'informazione e la comunicazione per portare una conoscenza sostenibile e autentica del territorio. Noi, Presidente, abbiamo finito il tempo per questa trasmissione, per questa puntata, ma i nostri telespettatori un po' del loro prezioso tempo se lo possono prendere, vero? Sì, certo, vi invito tutti a venire a visitare questo splendido paesaggio, questa splendida natura con tutte le sue attività e peculiarità. Vi aspetto nei Colli Euganei. Grazie Presidente e grazie anche a voi, gentili telespettatori, di essere sempre così numerosi in nostra compagnia. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici. Vi ricordo, se volete rivedere le nostre puntate potete farlo sul nostro sito www.reteveneta.it nella sezione produzioni. Grazie e buona serata naturalmente. Vi aspetto alla prossima puntata.